Dopo Vittorio Veneto, la vostra protesta musicale continua anche oggi a Conegliano. Qual è il messaggio che continuate a portare avanti? Ma noi intanto ci manca così tanto suonare che è già solo una gioia trovarsi per l'occasione. E niente, noi speriamo solo di sensibilizzare quante più persone possibili su quanto sia importante, bello e condividere e vivere la musica tutti insieme. La speranza di tutti noi è di tornare ovviamente a suonare quanto più presto possibile e basta di fatto. È dura perché sono tanti mesi che si posticipa, ancora non si sa quando si potrà tornare, quindi la nostra situazione è abbastanza tragica, insomma. Siete stati a Vittorio Veneto e oggi siete venuti anche a Conegliano. Qual è il messaggio e il progetto appunto che state portando avanti? Noi stiamo cercando di lanciare un messaggio, fondamentalmente un messaggio soprattutto a tutti i musicisti che da un anno sono fermi, da un anno non possono fare il loro lavoro, non possono manifestare nemmeno le proprie emozioni. Chi è musicista penso che mi capirà bene, e quindi il nostro messaggio è usciamo e incominciamo a suonare, perché la musica non si può fermare, e però dobbiamo dimostrarlo, al di là magari di scriverlo sui social. Noi siamo qua, siamo nel mondo reale e portiamo la musica nel mondo reale. Tutto è nato un po' così al volo. Abbiamo semplicemente creato un collettivo di musicisti, diciamo, tra Vittorio Veneto e Conegliano. Naturalmente amici, ci conosciamo da una vita e ognuno fa questo per lavoro, almeno faceva questo per lavoro, e quindi abbiamo questo collettivo che si sta muovendo pian pianino per portare questo messaggio. Come hai detto tu, è un messaggio assolutamente pacifico, non vuole essere una protesta né violenta né niente, vuole semplicemente essere positiva e propositiva. Noi riteniamo che non ci sia nessun pericolo a uscire nelle strade e suonare musica, e questo deve essere chiaro, e questo deve essere un messaggio per tutti i musicisti: usciamo e suoniamo, perché dobbiamo ritornare a portare la vita nelle strade, cosa che abbiamo sempre fatto. Musicisti che vivevano solo di concerti sono in grandissima difficoltà. Musicisti che magari insegnano strumento è andata un po' meglio, però io insomma conosco molte realtà veramente difficili, soprattutto di chi faceva solo musica di professione, e per non parlare di tutto il mondo che sta attorno alla musica. Noi siamo chiaramente collegati con tutto il mondo della ristorazione, col mondo del service audio, e quindi di tutti gli operatori dello spettacolo che sono completamente fermi e sono disperati, perché non c'è altro da dire. Hanno distrutto il nostro mondo. Noi prima eravamo spesso a tutte le manifestazioni live oppure concerti da artisti magari non conosciuti, ma ci manca proprio tanto nei nostri locali di Conegliano, limitrofi. È una tristezza. Noi amiamo la musica proprio in tutti i sensi e ci manca tantissimo.